Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo pace e rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci uniamo nel corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e alternativo, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i Cristo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso il cielo. Per questo sacrificio di riconciliazione, con la Padre passa presa al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la Chiesa pellegrina sulla terra. Giuseppe il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Roseo, l'ordine per l'Italia.
conferma nell'impegno cristiano tutti quelli che sono stati battezzati, li hai chiamato a far parte del tuo popolo, fa che camminino sempre in novità di vita. Nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo nel suo vero corpo, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque ti stessi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, in particolare Giuliano, Pasquale e Salvatore, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri diritti, come noi dimentichiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedendo ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi un segno di pace.
per Cristo nostro Signore. Ricevete la benedizione liturgica, oltre che esprimere e manifestare l'amore che Dio ha per noi, a Lui chiediamo pace, tranquillità, serenità. Ecco, dica anche dei nostri auguri del Pasquale e mio, ecco, per tutti voi. L'augurio, come dicevo prima, di una serena, di una felice Santa Pasqua. L'augurio che davvero abbiamo a vivere sempre con questa certezza: il Signore è risorto. Sentire il Signore presente, che cammina con noi, che vive con noi. Il Signore che allora, ecco, ci dà forza, ci dà coraggio, ci permette di affrontare anche le situazioni tristi e difficili della vita. Sappiamo, ecco, che nella nostra storia personale e sociale tante volte continua a essere presente la croce, però ecco, il Signore l'ha portata e la porta con noi. Sia questa, ecco, la nostra forza, sia questo allora, ecco, l'augurio che vi chiedo di portare, di estendere a tutte le persone che oggi, domani, in questi giorni, ecco, incontriate. In modo particolare portatelo alle persone sole, alle persone che soffrono, penso ai malati, penso agli anziani, penso a chi è chiuso in casa, per tante ragioni, ecco, non può uscire. Che davvero, ecco, il Signore risorto si renda presente in loro come conforto, consolazione, speranza, coraggio, ecco, forza per andare avanti. In questa prospettiva, ecco, ricordo che mercoledì cominceremo anche la benedizione delle famiglie. Vorremmo che in ogni casa, in ogni famiglia, davvero giunga l'annuncio del Cristo risorto, che ricordiamo a tutte quante le famiglie che non siamo soli, ci sono problematiche da affrontare, c'è il Signore, Lui è con noi, sta vicino a noi, davvero ci guarda con amore, con occhi di predilezione e ci benedice. Giù in fondo trovate una bozza di programma, di calendario per le vie della benedizione delle famiglie. Non conosco ancora tutte quante le vie, quindi può darsi che qualche volta, qualche casa, qualche famiglia la passiamo. Ricordatevelo, ecco, tiratevi le orecchie con tranquillità e serenità. Ecco, verremo anche dopo eventualmente, però davvero vogliamo che in tutte le famiglie Cristo sia presente, il Signore si renda vicino, sia accanto, ecco, alle storie delle nostre famiglie. Siamo in festa, però siamo anche come comunità in lutto, perché è morta una signora Lucrezia, e allora questo pomeriggio alle ore 16 ci saranno anche i funerali. Di conseguenza non c'è messa vespertina alle 18:30, e ricordo anche che a partire da domani la messa vespertina sarà proprio alle 18:30. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la resurrezione del Signore, possiate giungere alla